Ho dovuto accendere un po' di luci perché non si vedeva niente, ero completamente al buio, almeno così sono un po' illuminata. Oggi è lunedì, ehm, ho ancora tosse, abbastanza, ma secondo me sta andando via piano piano, quindi diciamo che tiro avanti lo stesso. Oggi è il 16 e mi sono appena fatta la doccia. Qui ho tipo un brufolo, cioè ho un brufolo qua in mezzo, che non mi è mai successo. Sto facendo una torta e lì in forno e sta lievitando bene bene. Nel frattempo c'è anche il fuoco, beh, l'avete visto. Vi ho messo anche quello. E quindi buon inizio del weekly di questa settimana. Un po' in ritardo perché è meno 20 alle 5 di pomeriggio, ma insomma, almeno è iniziato. Questa mattina ho lavorato, non in hotel, ma vi ho detto che ero in un altro posto e non mi sono trovata male, è già la seconda volta che vado e sinceramente non mi sono trovata per niente male. Anzi, sono stata bene. È stato un po' diverso. Mamma, che spifferi che entrano da qui. Oh, dalla porta e dalla finestra. Perché non ho mai cambiato, non abbiamo mai cambiato le gommine, quelle che contornano le porte e si sente, era da fare quel lavoro lì, ma non mi sono ricordata di comprarle l'anno scorso, quindi non l'ho fatto. Niente, qui c'è vento, c'è freddo, la neve c'è stata, ma si sta sciogliendo perché comunque il sole è bello caldo. Ormai è gennaio e quindi adesso la neve che avviene non, cioè, si scioglie anche abbastanza in fretta. Se invece nevica a ottobre-novembre ce la teniamo fino anche a giugno, per dire. Giugno no, però insomma ce la teniamo per parecchio tempo. C'è da sperare che non faccia tanta neve, ecco, faccia sì massimo 50 centimetri tutto l'inverno e così si scioglie anche molto presto. Buongiorno, oggi è mercoledì, faccia sconvolta appena alzata, circa appena alzata. Ah, devo buttare la pasta, mi stavo dimenticando. Aspettate. Ieri vi ho registrato 2 video, adesso è ancora buio di fuori. No, buio no, però non c'è molta luce, vi faccio vedere. Così vedete anche la neve perché non l'ho neanche ripresa. Ecco, un po' di neve. Sono a San Vito con mia mamma e non mi faccio sentire perché più che altro mi dimentico e quindi non mi faccio neanche più sentire per il vlog.
E niente, adesso andiamo all'Eurospin e poi andremo al Lidl, quindi andiamo a Cortina per poi andare fino a Calalzo e basta, non ho aggiornamenti, sono boh, non lo so, sto seguendo le notizie su terremoto barra Slavina e non, sinceramente non voglio neanche dire niente perché, cioè, se io non dico niente, cioè, non dite oddio sta qua, non pensa neanche a quelle persone. Io ci penso, ma il mio pensiero, le mie parole non fanno niente assolutamente, quindi non, cioè, io so quello che sta succedendo, ma non ne parlo volutamente. Basta. Quindi andiamo a fare la spesa. Sì, oggi ho mangiato gli gnocchi, come avete visto, gnocchi con il burro fuso e il grana. Ci sentiamo o più tardi o domani o insomma uno dei prossimi giorni con questo weekly che devo concludere anche. Buongiorno, oggi sto preparando il pranzo, cioè adesso oggi. Oggi è sabato, sono in ritardissimo con questo weekly e non ho registrato praticamente niente questa settimana. Ho mal di testa, stranamente. Adesso appunto sto preparando il pranzo e sto seguendo sempre le notizie sull'hotel. Io spero ne trovino altri vivi, ma con le ore che passano diminuisce la probabilità. Vabbè, già che ieri ne hanno trovati 10, insomma. Cioè, fa ben sperare, voglio dire. Boh, non lo so. Allora, devo ancora aprire le finestre, dovrei fare una lavatrice almeno, almeno, e boh, non so quando la farò. Vi ringrazio per avermi seguita anche in questo weekly, anche se non ho fatto vedere granché. E basta, adesso vado a fare anche la colazione perché ho fame, ma ho proprio fame, quindi penso oggi mangerò pane, perché almeno mi sazia. E basta, vado. Ci sentiamo la prossima settimana, forse se mi ricordo di fare i vlog. Non ho da aggiornarvi, non ho niente da aggiornarvi, se non che queste ultime 2 giornate di lavoro sono andate, ma cioè avrei preferito stare a casa per quel che c'è da lavorare, ecco. Vabbè. Spero passerà presto questa stagione lavorativa perché assolutamente non tornerò più a lavorare lì, in quel posto, questo è sicuro. E basta, dai. Vabbè, forse la prossima settimana ci sarà un po' più lavoro. Spero, perché altrimenti non passano neanche le 4 ore. Vi aspetto la prossima settimana. Avevo fatto anche la tinta nel frattempo, ma non ve l'ho neanche detto, cioè, mamma mia. Vabbè, sono proprio svampita e ci vediamo la prossima settimana, ve l'ho detto già 20 volte. E quindi grazie per aver guardato questo weekly. Ciao!